Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar di presentazione del corso sugli strumenti promossi dalla Regione Veneto MyPay e MyPivot. Io sono Luca De Pietro, direttore dell'unità organizzativa e strategia ICT e agenda digitale della Regione Veneto. Con gran piacere che oggi ci ritroviamo. Con alcuni di voi ci siamo visti anche lunedì nell'ambito di un appuntamento specifico che riguarda proprio lo sviluppo della coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali nel prossimo triennio. Abbiamo ragionato su come costruire percorsi condivisi tra tutti gli operatori della pubblica amministrazione del Veneto per affrontare i temi della trasformazione digitali, e un tema ricorrente era proprio il tema di un supporto operativo all'utilizzo degli strumenti e delle piattaforme che la Regione mette a disposizione. Tra questi sicuramente MyPay e MyPivot è uno dei più diffusi, grazie anche allo sforzo enorme che tutti assieme abbiamo fatto nell'ambito del progetto del Fondo Innovazione. E proprio in quel contesto, dove abbiamo raggiunto risultati importanti, perché se non ricordo male circa il 94% dei comuni del Veneto ha aderito e ha raggiunto i risultati del Fondo Innovazione, un ruolo strategico l'ha avuto il percorso di accompagnamento formativo fatto assieme alla Challenge School e rivolto a tutti voi. Oggi questo percorso riparte perché la piattaforma è stata aggiornata, riparte perché le esigenze e le richieste che arrivano al territorio sono importanti, riparte perché crediamo veramente che il tema dell'accompagnamento, della formazione, dell'informazione continua siano elementi fondamentali per sostenere e animare questa comunità. Parlavo prima con i colleghi, che ringrazio Nicola Freddo, che poi è il coordinatore della coalizione, ma Maria Stella Bolgan, che poi è la persona che nel dettaglio segue questo progetto, piuttosto che i colleghi anche Federica Brocagli e della Challenge School. Stiamo parlando di una comunità che in Veneto conta più o meno 2500 persone, che tra MyPivot e MyPay in qualche modo sono interessati, conoscono questa piattaforma e la utilizzano. Sono numeri veramente impressionanti, ma sono i numeri anche che confermano dell'idea che se facciamo squadra, se condividiamo soluzioni, poi portarli avanti e adeguarle è sicuramente uno sforzo minore per tutti. Ieri ero a Roma, dove assieme ad altre regioni continua anche il nostro sforzo di portare questo modello in altri territori, e proprio per questo stiamo anche organizzando un momento di confronto con loro per capire come favorire dinamiche anche di riuso. Quindi grazie veramente a tutti per la partecipazione. Siete tanti, perché quasi 250 persone, 247 in questo momento, vuol dire che il tema è estremamente un tema caldo, quindi lascio la parola a Nicola Freddo, che gestirà poi l'incontro di oggi. Grazie a tutti. Grazie Luca. Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce sono Nicola Freddo della direzione ICT della Regione Veneto. Sono qui con me oggi Giulia Ortis e Edoardo Conti della Challenge School, Alice Calinaro che ci supporta per la parte tecnica su MyPay e MyPivot e per tutto quello che riguarda l'organizzazione del corso. E alla regia c'è Federica Broccali che ci aiuta sempre. Se avete delle domande da fare nel corso dell'incontro, scrivetele in chat, cercheremo di dare risposta poi al termine, verso la fine dell'incontro. Oggi è l'incontro di presentazione, quindi sostanzialmente vi racconteremo di cosa è composto il corso, come si usufruisce del corso, quali sono le iniziative che vogliamo portare avanti per aiutarvi a completarlo. Io darei la parola a Giulia che vi spiegherà insomma, la collaborazione con la Challenge School e come è nato questo corso. Grazie mille Nicola. È piacere di conoscervi. Io sono Giulia Ortis, sono project manager, mi occupo di corsi di alta formazione su commessa a catalogo e finanziati. Il nostro ruolo in questo percorso è stato molto attivo, in collaborazione appunto con Regione Veneto, e all'interno del progetto ci saranno appunto varie parti ben suddivise in autoapprendimento, e insieme a me oggi c'è anche Edoardo Conti, che è il tutor del percorso formativo, il tutor che vi risponderà via mail a tutte le richieste che avrete,
e che appunto nel caso di necessità sarà messo a disposizione molto volentieri. Porto anche i saluti dalla nostra direttrice esecutiva, la dottoressa Roberta Lesini, e piacere, mi fa molto piacere che siate tutti qui presenti. Grazie Nicola. Grazie Giulia. Condivido lo schermo così cominciamo a entrare nel merito dell'incontro di oggi. L'incontro avrà circa una durata di un'oretta, non di più. Condivido la presentazione. Scusate, bene. Più o meno l'incontro è organizzato in questo modo. Vi introduco un attimo il contesto di come è nato il corso e un po' cos'è la coalizione per le competenze digitali per chi non la conoscesse, quali sono i destinatari, le modalità di fruizione che abbiamo organizzato, e poi darò la parola a Edoardo che vi spiegherà gli obiettivi e i contenuti del corso, come si utilizza la piattaforma, e poi lasciamo lo spazio alle domande e alle risposte. Per prima cosa vi chiedo di rispondere ad un questionario. Scusate, vi metto il link in chat. È un questionario che raccoglie le informazioni per Regione Veneto, per capire lo stato di attuazione diciamo, di tutto quello che riguarda i pagamenti e la diffusione del portale nelle vostre amministrazioni. È un questionario importante perché poi sarà utilizzato nel corso degli eventi che faremo verso l'inizio di novembre con le regioni d'Italia per capire, per il riuso della piattaforma, e diventerà uno strumento anche di analisi dei fabbisogni di cui avete. Per cui più persone parteciperanno al questionario, per noi sarà un motivo di avere informazioni. Potete farlo subito adesso o comunque con calma, e rimarrà aperto per i prossimi mesi, non c'è un grosso problema. Perché facciamo questa seconda edizione? L'edizione nasce intanto per dar continuità alle attività di formazione degli operatori, anche perché a giugno di quest'anno c'è stato il rilascio ufficiale di MyPay 4. Il corso è stato organizzato e realizzato già su questa versione, per cui tutti i filmati e i documenti sono sulla versione MyPay 4. È stato anche, rispetto alla prima edizione, aggiornato il manuale, e quindi avrete tutte diciamo, le informazioni necessarie. Il Fondo Innovazione, per chi non lo sapesse, è stato un contributo che è stato erogato a fine del 2021 per promuovere la diffusione di SPID, PagoPA e l'Appio, e con parte di quei fondi sono stati utilizzati per costruire il percorso per la prima volta di Regione Veneto completamente in autoformazione su una piattaforma digitale. Queste iniziative di formazione si collocano all'interno delle campagne della Coalizione per lo sviluppo delle competenze digitali della pubblica amministrazione della Regione Veneto. Lunedì, come ricordava prima il dottor De Pietro, abbiamo fatto l'incontro annuale della coalizione. La coalizione non è altro che un'alleanza territoriale che in questo momento conta 120 amministrazioni pubbliche e propone delle iniziative per colmare il divario di conoscenza digitale all'interno delle pubbliche amministrazioni. Ha una sua organizzazione, un'assemblea, un comitato, e voi, voi come operatori e altri colleghi fanno parte della rete che costituiscono l'ossatura della coalizione. Le reti sono infatti una parte importante, sono circa 208 iscritti ai gruppi di approfondimento e 86 iscritti ai gruppi tecnici di animazione, la rete dei CED, 150 responsabili della trasformazione digitale, e più tutta una serie di reti di pratica, i comunicatori, gli operatori di MyPay, che siete
numerosissimi, operatori di MyPortal e una parte di cittadini che ci aiutano a migliorare i servizi. A voi può interessare sapere che tra i 19 gruppi di approfondimento che sono su tutti i temi della trasformazione digitale ce n'è uno specifico sui pagamenti. Attualmente ci sono 38 vostri colleghi che si ritrovano per discutere dei temi relativi sia alle piattaforme regionali che più in generale alle modifiche che vengono fatte dal punto di vista normativo sui pagamenti elettronici. Potete, se la vostra amministrazione non ha già aderito, aderire in maniera molto semplice attraverso una lettera standard che trovate sia sul sito di ANCI Veneto che sulla maestra regionale. Aderendo a questa iniziativa poi vi vengono mandate anche tutte le comunicazioni e le modalità con cui aderire ai gruppi di approfondimento. Tutte le informazioni che vedete nelle slide vi saranno condivise, per cui insomma anche i riferimenti, i link che trovate li avrete a disposizione al termine dell'incontro. Regione Veneto, oltre diciamo, alla formazione, in realtà si occupa su 3 assi principali, mette a disposizione, oltre a dei soldi tramite finanziamenti, delle soluzioni tecniche e un supporto al trasferimento delle tecnologie sul territorio. Tutte le piattaforme abilitanti di Regione Veneto che mettono a disposizione numerosi prodotti per il territorio, sono tutti servizi gratuiti e sono degli investimenti fatti ormai da numerosi anni per il territorio. Un prodotto di punta è sicuramente MyPay e MyPivot, che servono per i pagamenti digitali. Poi penso che voi tutti lo conosciate visto che siete operatori. MyPay consente di mettere a disposizione il pagamento telematico di qualsiasi debito e MyPivot permette il sistema di riconciliazione. MyPay, come dicevo, si è rinnovato il 27 giugno del 2022. Sul lato sinistro vedete come era il front office di MyPay precedentemente. Adesso vi siete accorti tutti che è cambiato, è stato integrato con la MyPA, che è il portale per il cittadino, e ha assunto anche una veste grafica nuova. E lo stesso per il back office dell'operatore, si è passati da quello che era la figura che vedete sulla sinistra a quella di destra, quindi integrato sulla My Intranet. Sostanzialmente c'è un percorso che fa confluire tutti i prodotti regionali secondo uno standard. Per chi conosce MyPortal, queste interfacce sono diciamo, rese omogenee su quel modello di esperienza d'uso sia del cittadino che dell'operatore. Il corso è gratuito, quindi non c'è nulla da pagare. Si rivolge a tutti gli operatori che utilizzano i prodotti regionali, i pagamenti. Abbiamo 4 obiettivi complessivi. Quello di recuperare gli iscritti della prima edizione che non hanno frequentato, c'erano 408 iscritti, alcuni non hanno completato il corso, per cui diciamo il 40% circa ha ottenuto l'attestato. Al termine del corso, infatti, potete scaricare un attestato del percorso effettuato e poi diciamo che il nostro obiettivo è che tutti completino il percorso e ottengano questo obiettivo. La modalità di fruizione è tutta attraverso la piattaforma Moodle del Challenge School, sia per chi usufruirà in quella che è diciamo, in maniera autonoma, la chiamo in autonomia, sia chi seguirà gli incontri di accompagnamento di cui vi dirò tra poco. Il percorso dall'interno del corso non ha una sequenza prestabilita, per cui potete anche saltare delle lezioni, tornare indietro, potete un po' fare quello che volete. L'importante è poi avere completato tutte le sezioni se si vuole ottenere il certificato finale. Fino al 31 di quest'anno avete a disposizione Edoardo come tutor che vi aiuterà all'utilizzo della piattaforma. Successivamente il corso rimarrà sempre consultabile, sicuramente fino al 31 di gennaio del 2023,
anche perché nel frattempo ci sono sempre evoluzioni del prodotto e potrebbe essere necessario di avere qualche aggiustamento, però tenete presente comunque per un altro anno, tutto l'anno prossimo avrete a disposizione il corso. Il corso diventa anche poi uno strumento, una specie di mini guida a cui potrete in qualunque momento attingere perché vi siete dimenticato un pezzetto. Dopo vi farà vedere Edoardo come è composto, ma le sezioni sono hanno dei filmati molto brevi che sono proprio delle piccole guide all'utilizzo del sistema. Per chi diciamo avesse difficoltà a trovare il tempo per usufruire di tutto il corso, che dura circa una decina di ore, perché preferisce invece avere degli appuntamenti precisi in cui dedicarsi a questa attività, noi proponiamo 3 incontri. 3 incontri di circa 2 ore ciascuno, che sono 3 giovedì, 10 di novembre, il 10, il 17 e il 24 di novembre, dicevo 2 ore dalle 11 alle 13, dove sostanzialmente fruiremo dei moduli obbligatori attraverso una visione comune. Io diciamo, vi seguirò, metterò a disposizione il video, lo guarderemo assieme, ci sarà uno spazio per le domande e le risposte. E Alice, che ci supporterà, potrà dare qualche indicazione tecnica se non è chiaro nel filmato, ma sostanzialmente sarà un supporto alla visione. Chi usufruirà di queste giornate si troverà poi al termine della giornata completata quella particolare sezione del corso che sono 3 le principali, insomma. Premessa, introduzione, MyPay e MyPivot. Ognuno di questi ha una serie di filmati che adesso Edoardo vi illustrerà e noi faremo questa attività. Per cui chi vorrà seguirla, a tutti gli iscritti manderemo l'invito alla giornata. Non è necessario usufruire tutte e 3 perché, come dicevo, al termine di ogni giornata vi verrà registrata la presenza per quel modulo, per cui se uno vuole fare il primo perché l'ha già fatto per conto proprio, oppure per chi nella prima edizione aveva fatto il primo e il secondo e non ha mai fatto MyPivot e non ha trovato tempo e voleva farlo assieme a noi, può anche fare solo il terzo. Comunque a tutti vi arriveranno gli inviti, quelli link, dove ci sarà poi il modulo di iscrizione. L'iscrizione serve per la registrazione della presenza e poi permettere al tutor di riportare le attività sulla piattaforma online. Stiamo poi pensando di fare un evento di fine corso per il 6 di dicembre, la data è provvisoria, vi daremo un dettaglio specifico, un invito specifico. L'idea è quella di fare intanto un rapporto conclusivo sugli obiettivi raggiunti dagli iscritti, quanti hanno frequentato, come se ha avuto difficoltà, se è piaciuto o meno il corso, se può essere migliorato, se è una modalità che è considerata buona. Ci saranno delle risposte ai quesiti che raccoglieremo durante tutto il periodo di tutoraggio, per cui sulle parti che magari non sono illustrate nel corso faremo partecipare un tecnico con una simulazione di questi casi d'uso e poi diciamo un piccolo tavolo di lavoro, una discussione complessiva con tutti su quali sono le proposte di miglioramento sull'interfaccia utente e sulle procedure. Se avete qualche diciamo, suggerimento sull'evento di fine corso, potete mandarle alla cluster.coalizione@regione.veneto.it, che è la mail di riferimento della coalizione delle competenze digitali, e anche potete insomma anche suggerire eventualmente altri temi che sono magari più specifici e non sono di carattere generale. Io adesso darei la parola a Edoardo, questo per me è passato il mio tempo, quindi torniamo qui. Quindi adesso Edoardo vi illustrerà come è costituito il corso, quali sono tutti i moduli e poi vi farà vedere come ci accede alla piattaforma e come si naviga, quali sono tutte le funzionalità.
poi diamo spazio alla domande e alle risposte. Nel frattempo, se qualcosa non è stato chiaro, anche sulle modalità dei tre incontri, scrivete in chat, ma ci riprendiamo verso la fine dell'incontro. Edoardo, interrompo la condivisione e ti do la parola. Grazie Nicola e buongiorno a tutti anche da parte mia. Cercherò di essere molto schematico e quanto più ordinato possibile nel presentarvi un po' il corso e tutte le, diciamo, le istruzioni per poterne fruire al meglio. Allora, comincio subito a condividere la prima presentazione. Dovreste tutti riuscire a vederla. Allora, questo qua. Perfetto, si vede benissimo Edoardo, puoi procedere. Bene. Allora, innanzitutto questi qua sono i contatti con cui potete raggiungermi, è la mail che abbiamo aperto apposta per questo percorso formativo ed è il modo più semplice per poter avere una pronta risposta per quando incontrate qualche criticità nel vostro percorso, quindi proverò sicuramente a darvi una risposta. Quello che farò fino alla data che vi ha indicato Nicola è appunto darvi l'assistenza possibile e controllare che la piattaforma funzioni sempre regolarmente, che non ci siano quei simpatici bug che talvolta possono accadere così durante questi percorsi online e quindi cercare di farla fruire tutto nella miglior maniera possibile. Edoardo, Sì. scusa se ti interrompo, c'è un leggero, non so se è ritorno dal tuo audio, quindi diciamo, la tua dove voce, sono forse c'è l'aria, potrebbe essere. se hai la possibilità di metterti cuffia e microfono, meglio. Più vicino al microfono. Oppure più ti avvicini, insomma, perché Ok. altrimenti si fa un po' fatica. Spero sentiate meglio così allora. Sì, grazie. Bene. Allora, vi dico innanzitutto il percorso, come aveva detto, come ha introdotto Giulia anche, è studiato appunto dalla Challenge School in collaborazione con la Regione e abbiamo appunto queste ore per poter fruire dei 3 corsi diversi che abbiamo studiato. Quindi sono 3 corsi che che diventeranno poi con tanti piccoli sottomoduli per poter dare più ordine possibile a quella che è il percorso. Quindi ci sarà una prima parte di introduzione, adesso un attimo, ok, così vedo tutto. Una prima parte per introdurre l'argomento, quindi con tutte quelle che sono le premesse, sia il corso sia gli argomenti che verranno trattati durante tutto il percorso. E poi il corso 2 e il corso 3 dedicato quindi ai pagamenti, quindi il corso 2 dedicato alla piattaforma MyPay e il corso 3 invece a MyPivot. Quello che abbiamo inserito oltre ai video, alle video lezioni, che vi farò vedere più tardi, sono dei documenti integrativi che possono essere utili per la fruizione, per approfondire le tematiche, e anche quelle che possono essere le domande più frequenti che possono sorgere guardando i video, ma soprattutto che magari non sono state inserite nel video, ma sono state semplicemente, sono state scritte così per avere sempre la risposta pronta in caso di domande da parte delle persone che si affidano ai vostri uffici. E poi anche ovviamente un percorso di autovalutazione per poter dare modo a ciascuno di voi di vedere se ovviamente è stato appreso o meno quanto abbiamo provato a inserire nella maniera più completa possibile all'interno delle video lezioni e di tutti gli altri documenti che abbiamo inserito. E poi un'area di supporto che farò vedere con tutti i manuali, con tutti i vademecum per utilizzare le piattaforme ed avere quindi la maggiore autonomia possibile durante la fruizione del corso. È importante, come aveva detto Nicola, che ci sono persone che hanno avuto modo di cominciare il percorso e persone invece che dovranno cominciare il percorso da zero, e ci sono 2 modalità di accesso differenti, quindi mi raccomando, chi ha già le credenziali per il corso deve avere quindi fare accesso con quelle che sono state le credenziali che ci sono state date a suo tempo, mentre chi si iscriverà per primo dovrà inserire i dati che verranno richiesti, poi vi farò vedere nello specifico più tardi durante la nostra presentazione. Comunque sono 2 modalità differenti di accesso per avere comunque modo di
fruire del medesimo corso, quindi ovviamente sono lo stesso corso, solo 2 modalità differenti per poter accedere. Entriamo un po' più nel dettaglio riguardo ai 3 corsi di cui ho parlato. Come vi ho detto, c'è il corso 1, che è quello che viene chiamato premesse e introduzione. Quindi qui si hanno 2 video in cui si ha modo di avere una presentazione con la panoramica delle funzionalità dei 2 sistemi e la modalità per accedere a MyPay e MyPivot. E oltre a questo, quindi per poter introdurvi alla materia, diciamo, ci sono ovviamente anche le domande e il piccolo breve percorso di autovalutazione per capire se quanto è stato appreso è stato effettivamente è stato appunto valutato positivamente dalla piattaforma. Non è un modo che anche per voi potete ovviamente ripetere il test più volte, non vi blocca nella fruizione del corso. I 2 corsi seguenti sono invece molto più corposi come tempi. Quindi il corso numero 2 è dedicato a MyPay e al suo interno ci sono 2 altri moduli, quindi l'utilizzo della piattaforma con la panoramica di tutte le modalità di pagamento per l'utente autenticato. Quindi qua avete la lista di quelli che sono i micro video che che sono all'interno di questa nostra pagina, che noi è chiamata all'interno di Moodle, è chiamato libro. Non è un libro come fosse un ebook, sono appunto una serie di video che si sfogliano quindi come se fosse un piccolo YouTube, diciamo. Adesso vi farò poi vedere quando andiamo all'interno della piattaforma. Il corso MyPay quindi ha 2 moduli, il secondo invece è dedicato alla gestione dei dovuti e i flussi su MyPay. Quindi qua si hanno le 3 macro aree che introducono quindi la caratteristica dei dovuti e dei flussi e si illustrano quelle che sono le modalità per esportare i dati. Quindi anche qua sono altri piccoli video che che si susseguono l'un l'altro per potervi spiegare al meglio, nella maniera più diretta possibile, quelle che sono le procedure per queste macro aree che abbiamo individuato per MyPay. Qua vedete caricamento manuale, flusso di dovuti e generazione avvisi, sono quei documenti integrativi di cui vi stavo parlando, nel senso non è più un video di per sé, ma sono dei PDF che sono dei piccoli manuali, sono delle piccole guide che abbiamo studiato e che abbiamo deciso di condividere non in modalità video ma in una modalità che probabilmente è più consona al suo svolgimento, quindi avere un tutorial, una guida per poter appunto caricare in questo caso i dovuti. E anche in questo caso al termine del corso si hanno tutte le domande frequenti che abbiamo deciso di condividere con voi e il percorso di autovalutazione per poter procedere anche col corso 3. Il corso 3 è dedicato quindi a MyPivot quindi anche qui è diviso in 2 moduli che sono uno dedicato alla funzionalità di MyPivot e anche qui abbiamo come principali il modo per vedere quelle che sono le principali modalità di utilizzo di MyPivot e la sua piattaforma e tutti quelli che sono i meccanismi utili agli operatori per riconciliare i dati con il proprio ente di riferimento. Come vedete qua anche ci sono diversi micro video che si susseguiranno nel libro che vi farò vedere più tardi in piattaforma e che quindi vi permetterà di andare avanti e indietro e di poter rivedere ovviamente tutte le volte che può essere necessario quelli che sono appunto i diversi percorsi per l'altro modulo invece dedicato. Abbiamo notato essere molto corposo come argomento, quindi abbiamo deciso di farne un modulo a sé per le anomalie, certamente le statistiche, e anche qui ci sono queste 3 sottosezioni che vi permettono di approfondire queste 3 tematiche dedicate a MyPivot. E qui invece appunto ci sono tutta la lista dei video che sono inseriti all'interno del video, del libro del secondo modulo dedicato a anomalie, accertamenti e statistiche. Un libro corposo ma sicuramente diciamo molto diretto come modalità, quindi ovviamente avete modo come negli altri di scorrere i diversi video, poter riguardare tutte le volte che avete necessità quelli che sono queste 3 tematiche. Quindi sicuramente questo è il modulo più corposo da seguire, ma sicuramente siamo certi che sia comunque di facile fruizione, che sia comunque molto,
molto diretto come modalità di apprendimento per questa piattaforma. Alla fine, allora, quindi qua abbiamo visto un po' quello che è il contenuto dei 3 corsi. Adesso vi faccio vedere come iscriversi al corso. Come vi ho detto, ci sono alcuni di voi che hanno già avuto modo di collegarsi, quindi di iscriversi al corso in precedenza. Chi si deve iscrivere per la prima volta, questo qua è un po' il procedimento, quindi bisogna andare sulla piattaforma di Ca' Foscari Challenge School e selezionare ovviamente questo percorso formativo e cliccare su iscriviti. Quindi cliccando su iscriviti si apre una pagina dedicata alla nostra piattaforma Moodle e quindi in questo caso ci saranno chi è già in possesso del login, è la pagina generale, quindi chi è già in possesso di login e password può accedere tranquillamente, chi invece deve accedere per la prima volta al modo di crearsi il proprio account e cominciare quindi la procedura per poter essere parte del corso, poter essere inserito automaticamente all'interno di questo nostro percorso. Il modulo di iscrizione ha tutte queste richieste che ovviamente potete vedere con il segnalino rosso accanto al nome, quali sono quelle obbligatorie e quali quelle no, ma tendenzialmente bisogna inserire tutto quanto così per avere l'iscrizione il più completa possibile. È una procedura molto veloce, nel senso si inseriscono i dati anagrafici che vengono richiesti e selezionare appunto quelle che sono le solite condizioni generali, se si ha piacere di ricevere quelle che sono le newsletter di Ca' Foscari Challenge School e poi procedere con la creazione dell'account. Una volta creato l'account bisogna continuare, quindi viene inviata un'email all'indirizzo che voi segnalate all'interno della piattaforma e ovviamente, come in tutte le procedure, abbiamo cercato di renderlo il più comune possibile, quindi quello che è il processo classico per iscriversi a una piattaforma, per iscriversi a un sito è più o meno sempre il medesimo, quindi sempre dare la modalità di continuare, il link che vi arriva sulla mail per confermare la vostra iscrizione e una volta, queste qua sono un po' di prove, quindi vedete test nome, test cognome, dopo la conferma si clicca su continua, sempre accedendo alla pagina che voi verrete reindirizzati e finalmente riuscite ad entrare nella piattaforma per di digitalizzazione della PA, per gli strumenti digitali della PA, in cui avrete appunto questo rettangolo con all'interno il nome del corso per cui vi siete iscritti. Completate l'iscrizione al corso e siete finalmente all'interno della piattaforma. Ci sarà una piccola guida, un piccolo tutorial per farvi vedere quelle che sono le modalità di fruizione, ma adesso le vedremo comunque assieme, ed è possibile quindi iniziare il percorso formativo insieme alla scuola, alla Challenge School. Questo qua è una slide semplicemente per ricordare che è possibile recuperare le proprie credenziali, per chi dovesse essersi già iscritto in precedenza, che quindi come è normale che sia, talvolta dimenticato lo username, che può essere la mail e la password, e quindi è la solita procedura per il recupero della password, quindi si clicca lì, si cerca il proprio username o il proprio indirizzo email, si arriva alla mail finale e si clicca per poter cambiare il proprio contatto, la propria password, e si può ritornare al corso che si era prescelto, quindi si torna alla pagina di iscrizione. Quindi una volta che si entra con le proprie credenziali si torna praticamente alla pagina principale quella che noi chiamiamo, che viene chiamata sulla piattaforma la dashboard, quindi si entra al corso per cui si è iscritti, che è strumenti digitali della PA ovviamente. E questo qua è un po' questa è la prima presentazione. Questo è per farvi vedere un po' quelli che sono i contenuti in generale e le modalità di iscrizione, che sono veramente molto semplici. Io ovviamente, se avete dubbi riguardo l'iscrizione, io rimango sempre a disposizione per potervi dare le risposte che andate cercando, però abbiamo cercato di rendere il processo il più semplice possibile, quindi sono sicuro che non troverete alcun problema nel suo accesso.
Adesso vi faccio vedere altre due cose importanti, che poi comunque... Edoardo, ti interrompo un attimo. Purtroppo abbiamo sempre questo piccolo riverbero della tua voce che dà, se non so se, se tu hai l'audio acceso, cioè quindi ti senti 2 volte. Io non mi sento, mi Ok. sento giusto. Allora Non si so vede che quale sia il proprio... riverbero. probabilmente è il microfono che stai utilizzando, la stanza. Solitamente non mi dà questo. Mi Ok. spiace. L'altra cosa che volevo dire è che comunque ho messo il link alla pagina di iscrizione sulla chat, in modo che se qualcuno voleva già procedere all'iscrizione. Vedo che gli altri dicono che sentono bene, quindi probabilmente dipende un po' anche dalle Può darsi connessioni. dal computer. Perfetto, sono meglio così. Sì, dicevo, ho messo il link, così chi vuole iscriversi può già farlo. Abbiamo già 150 iscritti che hanno fatto in questi ultimi tempi. Il link ve l'ho condiviso 2 volte fa, vediamo se lo vedono. E da cui sento un rimbombo, alcuni, non tutti hanno la stessa cosa. Io ve lo ripubblico il link per chi non l'avesse visto. E procedi pure, insomma, Edoardo, con la demo, guida e dimostrazione, poi... insomma, la guida, sì, la dimostrazione pratica, così magari si capisce meglio sia quali sono tutti i moduli, ma soprattutto come usufruirne, insomma. Grazie. Allora, ricondivido. Allora, questo qua sarà uno delle guide che noi comunque vi mettiamo a disposizione per poter avere sempre presente quali sono le funzionalità di Moodle. Quindi adesso ve le farò vedere comunque in diretta, andando a fare la prova sulla piattaforma. Comunque questa guida vi dà appunto quello che vi dicevo, la dashboard, quindi le modalità di accesso all'interno del corso, e qua potete avere un po' di indicazioni su quelle che sono tutte le funzionalità della piattaforma Moodle. Quindi avete una barra degli strumenti, vedete la freccetta dedicata appunto a quello che è il nome del corso, i partecipanti, le competenze acquisite, e quindi qua la gestione dei vostri corsi, che alla fine sarà solo uno in questo momento, quindi non c'è assolutamente da andare a cercare più di tanto in questa barra degli strumenti. Quello che vi importa sicuramente è capire quali sono le diverse icone che avete davanti a voi durante l'acquisizione del corso, che sono dedicato alla pagina web, quindi un link in cui verrete rimandati a un link che abbiamo scelto di condividere con voi, i documenti integrativi che abbiamo scelto di mettere in formato PDF, il libro che è quindi la pagina web, praticamente è l'insieme dei corsi, dei videocorsi, delle video lezioni che abbiamo inserito nello stesso modulo, gli argomenti interattivi, che sono questi 3 cubi, che sono quelli che sono i percorsi di autovalutazione e le domande frequenti. Le cartelle con più documenti sono solitamente i manuali, e il forum, che può essere utile per fare delle domande a cui per risolvere magari dubbi che sono sorti durante il corso, magari dei casi che possono essere sorti anche durante la vostra quotidianità al lavoro, magari appunto delle dinamiche che sono sorte durante la fruizione del corso al lavoro, che avete piacere di condividere con gli altri partecipanti, a cui volete sicuramente trovare una risposta che verrà data ogni tot durante il corso, per provare sicuramente a darvi modo di trovare risposte a quelli che sono i vostri dubbi. Questo qua è la pagina libro che adesso andremo a vedere. Mi raccomando che se vedete ci sono queste freccette che sono la pagina successiva, cioè il video successivo. Quindi mi raccomando, quando fruite del libro, non cliccate sull'argomento precedente che vi manda a un altro libro e non a un'altra pagina. Quindi mi raccomando, queste freccette piccoline. E avete modo qui anche di trovare quelli che sono i diversi capitoli dello stesso corso, quindi potete comunque andare di capitolo in capitolo a cercare il corso specifico che volete seguire, o la pagina del libro che volete seguire.
Questo qua è il forum come vi ho detto può essere utile per darvi risposte e che vi consiglio sempre di darci un'occhiata per vedere se qualcuno degli altri partecipanti ha voluto condividere una situazione lavorativa o volete porre una domanda che altri vostri colleghi possono leggere e a cui possono ovviamente anche rispondere. Ultima cosa importante, che anzi è fondamentale, sono gli attestati. L'attestato è il momento finale del corso, ovviamente. L'attestato è fatto in modo che si generi automaticamente al termine del vostro percorso formativo. Non si può accedere all'attestato se non si è svolto tutto il percorso che è stato selezionato come obbligatorio per la fruizione. Voi vedete qua, quindi, quelli che sono i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 corsi, che sono poi le video lezioni da seguire integralmente, che la piattaforma troverà come completate da voi e che quindi vi darà la possibilità di accedere all'attestato che potrete scaricare dall'argomento, dallo strumento su Moodle che mettiamo a disposizione, che si aprirà in automatico una volta che saranno completate tutte queste attività. Questa qua è la modalità libro. Si scarica il certificato così, quindi avrete questo attestato di partecipazione che vi manderà a un link che vi consentirà appunto di scaricare in automatico questo attestato in PDF che potrete ovviamente stampare, scaricare e tenervi senza data di scadenza. Come vedete queste qua sono le condizioni, vedete c'è un accesso vincolato, quindi sono tutte le attività che man mano che svolgerete andranno eliminandosi e quindi saprete che siete sempre più vicini alla fine del corso e che quindi potrete accedere all'attestato. Vi faccio vedere brevemente allora quello che è la pagina. Io questa pagina l'ho attivata come studente, quindi questo è quello che ciascuno di voi potrà vedere una volta entrati all'interno dell'edizione di questo corso come studente, quindi sono tutti diversi argomenti che potrete visualizzare. Quindi come vedete c'è una parte introduttiva generale, quindi sono tutte le istruzioni tecniche per muoversi all'interno della piattaforma che abbiamo visto prima, una presentazione del corso. Come vedete questa qua è una pagina web che vi si apre e che permette quindi di visualizzare il link a cui vi vogliamo appunto indirizzare. Qui comincia il primo corso e il primo corso quindi abbiamo la presentazione di MyPay e MyPivot, in modalità di accesso a MyPay e MyPivot, e queste qua sono delle testimonianze della Regione Veneto che abbiamo selezionato nei mesi precedenti, che abbiamo appunto chiesto di dare un parere, quello che è la testimonianza appunto delle persone che ci lavorano ogni giorno con MyPay e MyPivot per far risaltare quella che è l'importanza di queste due piattaforme nel lavoro quotidiano di ciascuno di voi. E quindi all'interno qua avete i documenti integrativi che vi dicevo, quindi la gestione degli operatori, la creazione dell'utenza di MyID e il primo accesso di MyPay. E quindi basterà accedere al documento, dovreste riuscire a vederlo. Se la connessione mi supporta. Quindi qua sono delle piccole guide, dei piccoli tutorial che abbiamo deciso di condividere per rendere la fruizione più semplice. Questi qua invece sono i percorsi interattivi, quindi in questo caso ci sono le domande frequenti, al cui interno potete trovare, ecco qua, c'è la domanda e ogni domanda riuscite a trovare la risposta che cercate. Ovviamente se ci sono altre domande che vi sorgono, che avete voglia di integrare, siete liberi di entrare nel forum e chiedere quello che può essere il vostro dubbio, come vi ho detto. Il percorso autovalutazione, questo qua è il medesimo per tutti i corsi, vi faccio vedere questo qua per fare un esempio.
si inizia il percorso così e ci sono tutte le varie domande, in questo caso sono 18 domande in cui bisogna dare una risposta e al termine del percorso vi verrà data una piccola valutazione per capire quante sono state le domande azzeccate, quante quelle cui che magari dovete andare a rivedervi. Vi faccio vedere la parte clou del corso, che sono quindi le video lezioni. Apriamo questa pagina, per esempio. Come vedete qua, cioè qua all'inizio della lezione, la parte introduttiva per farvi vedere di cosa si parlerà, questi qua sono tutti diversi capitoli dedicati a questo specifico libro, che potrete andare a individuare, ovviamente attraverso quel link che vi rimanda qua sulla destra, oppure andando in ordine. Qua avete il video. Beh, questo sono io con la mia brutta faccia, però ci sono io che vi accompagno anche durante questo percorso. E quindi ci sono talvolta io che vi spiego un po' quello che succede all'interno di questo specifico libro, e in altri momenti invece ci sono. Vedete qua avete anche la durata circa del video, non abbiamo messo a secondi. Qua invece sono dei video un po' più, diciamo, tecnici, interattivi, senza, solamente con la voce. Quindi vi fanno vedere. Nell'avviso sono presente, è presente l'ente e codice di avviso. Sono diverse modalità di video, qua alla fine lezione vuol dire che il percorso è finito e che quindi potete procedere al corso seguente, al libro successivo. Anche qui avete dei documenti integrativi, le FAQ e il percorso di autovalutazione. Così come per MyPivot, in questo caso non avete documenti integrativi, avete i 2 libri da scegliere. Questo qua vi ho detto è particolarmente ricco, quindi avete 19 piccole micro lezioni da seguire. E quindi infine il percorso di autovalutazione e qui la conclusione, quindi un ultimo video per riassumere un po' quello che è stato fatto durante il percorso, un questionario di fine corso, le istruzioni per scaricare l'attestato che vi ho fatto vedere prima, e qua avete quello che vi dicevo, gli accessi vincolati, quindi bisogna andare a selezionare, a vedere tutte queste attività, completarle e quindi finalmente, io in questo momento non posso perché non abbiamo completato tutte le attività, ma cliccare qua e scaricare l'attestato in maniera automatica. Edoardo, ti interrompo, sì, perché sono già le 50. Addirittura, va bene, io ho finito, qua è solo l'area di supporto, quindi come vi dicevo ci sono solamente un po' di guide, il forum, un piccolo glossario che può essere utile e basta, questa qua è la piattaforma, quindi io ho finito. Bene, grazie Edoardo. Ci sono state una serie di domande a cui vorrei rispondere. Allora, il corso della seconda edizione ha gli stessi contenuti della prima edizione, quindi non ci sono differenze. Chi ha già completato la prima edizione non ha senso che rifaccia la seconda. E invece chi ha seguito la prima edizione può completarla, quindi non perde nulla, può rientrare utilizzando le credenziali vecchie o comunque facendo recupero password, si troverà ancora tutte le sue attività, non è mai stato chiuso, per cui in realtà lo poteva usufruire anche negli ultimi mesi. Potrà portare a completamento tutte le attività mancanti e otterrà l'attestato di partecipazione. Dopodiché l'altra cosa che vorrei farvi capire è che le 3 giornate di supporto non sono diciamo alternative, integrative alle modalità di fruizione, quindi il corso è sempre tutto come si dice? È tutto attraverso la piattaforma di Challenge School. Cosa servono le 3 giornate? Se io voglio concentrare la visione in 2 ore dei video assieme ai colleghi e magari scambiarci sulle delle domande comuni, lo potete fare in quelle 3 giornate.
un esempio pratico. Voi iniziate a fare tutta la parte di introduzione, poi vedete che non avete tanto tempo, riuscite a completare anche la seconda, la terza dite, beh, insomma, la terza ne approfitto, vado la giornata del 24 di novembre, la vedo assieme a tutti i colleghi, 2 ore mi vedo i moduli assieme a loro e quindi mi trovo completata anche quella fase, quindi non devo rivedermi i filmati, li vedo assieme e in quella giornata porto a compimento tutta la mia attività. Torno sulla mia piattaforma online 2 giorni dopo, mi troverò spuntate tutte le attività obbligatorie che riguardano quella particolare giornata e potrò scaricarmi l'attestato. Quindi sostanzialmente le giornate, le 3 giornate sono, vi diamo la possibilità di concentrare in un tempo limitato quell'attività che invece potete fare autonomamente in qualunque momento della vostra giornata. L'altra cosa è che sì, guarda, che potete cominciare in qualunque momento, molti di voi si sono già iscritti, hanno iniziato, qualcuno ha anche completato l'altro giorno il corso ha cominciato a dicembre, quindi alla fine gli mancava probabilmente l'ultima lezione o aveva soltanto da scaricare l'attestato e l'ha fatto ieri. Allora, i termini generali dell'acquisto non so se è una delle domande da cui rispondere nel momento in cui ci si registra. Non so se Edoardo Sì, se c'è. è un È ho un pro ricevuto forma, questa ok, è un domanda. pro forma. Ovviamente, essendo gratuito, è un acquisto, tra virgolette, nel senso. Allora, se vi condivido lo schermo, vi faccio vedere, condividi, la pagina iniziale di dove si trova l'iscrizione al corso, vedete che è tutto, diciamo, c'è scritto in maniera in grande che è gratuito. Allora, Sì, io ho ricevuto, Nicola, diversi sì, ve lo faccio messaggi. vedere così. Allora, sono progetti su misura, progetti per la PA, così vedete come ci si arriva senza, se non avete il link. C'è il progetto Partecipa al corso on demand strumenti digitali, clicca qui per iscriverti. Qui in alto c'è scritto in grande corso gratuito, ci si iscrive, da qui vi viene, adesso io sono già iscritto, arrivate alla pagina di login, inserite utente e password, vi arriverà la mail, controllate la spam che siete iscritti. Una volta che siete iscritti, qui avete tutte le vostre lezioni, man mano che le completate, questa parte finale che vi ha fatto vedere Edoardo si riduce e quindi finché man mano che le attività vengono svolte scompariranno e quindi quando non ce ne sarà più nessuna è possibile scaricare l'attestato di partecipazione. I test di autovalutazione si possono fare ma non sono obbligatori. Cosa vuol dire? Non è che se uno non supera i test di autovalutazione non può andare avanti, servono solo per capire se uno ha capito, insomma, e quindi dire, ma forse è forse il caso di rivedermi la lezione, ma dal punto di vista diciamo, dell'utilizzo del corso non c'è un blocco. L'altra cosa che vi dicevo è che magari le sezioni del corso, dicevo il corso 1, allora tutto quello che fa parte del corso 1, vediamo, eccola qui, utilizzo della piattaforma e gestione dei dovuti nella giornata dedicata diciamo, a questo premessa e introduzione, noi andremo a visualizzare assieme tutti i video che sono questi. Io condividerò con voi il video, ne daremo visione comune, condividerò lo schermo con voi, lo guarderemo assieme, quindi così, insomma, l'ho messo inquadrato bene tutto quanto. Li vedremo tutti assieme. Al termine di ogni video possiamo fare dei commenti assieme se è chiaro o non è chiaro. Quando al termine della giornata avremo visto tutti i video, voi vi troverete dentro la sezione del corso. Adesso vediamo se ritorno. Vi troverete nella parte del corso, nella sezione attività da completare. Questa attività ve la troverete completata.
Se lo volete fare in maniera autonoma, lo potete fare in maniera autonoma. Le 3 giornate sono solo di supporto, insomma, sono momenti alternativi. Sappiamo che non avete mai tempo, magari in quei giorni vi ritagliate 2 ore, sapete che arrivate a un obiettivo preciso, potete chiedere il permesso al vostro dirigente per fare il corso quelle 2 ore, mentre magari per le altre dovete ritagliare dei pezzetti durante la giornata, c'è alternativo, però ottenete lo stesso risultato, che alla fine sulla piattaforma troverete quelle attività già svolte. Rispetto all'edizione del 2021 è che chi seguiva gli incontri non trovava, vedevamo pochi filmati e non si trovava un resoconto dell'attività svolta. Questa volta invece chi partecipa agli incontri, diciamo in diretta, si troverà anche le attività svolte. Questo, diciamo, è l'unica novità. Non so se in chat ci sono delle altre domande che mi sono perso. Gli orari previsti delle 3 giornate sono dalle 11 alle 13. Allora i moduli, come vedete, sono più o meno articolati, quindi potrebbe essere che l'incontro, noi abbiamo messo 2 ore, il primo incontro che è dalle 11 alle 13, probabilmente potrebbe finire qualcosina prima. Ne approfitteremo per fare dei commenti o risolvere dei problemi a quelli che le hanno... Allora, il corso è gratuito, ripeto, tutte le domande di accettazione sono domande standard, perché naturalmente ci sono delle clausole contrattuali che comunque si sottoscrivono, ma vuol dire che si è iscritti, che la quota è 0 e non dovete fare nessun altro caso, nessun'altra. Quindi diciamo che non è un pro forma, perché comunque c'è un accordo di servizio. Alla fine il servizio che viene erogato da Challenge School è regolato da alcune norme, però non avete nessun costo, quello non vi chiede da nessuna parte niente, nessuno. È tutto fatto No, le infatti, date adesso le ridiamo, le facciamo vedere. Spero di aver risposto a tutte le domande. Vediamo. Allora. Allora, che si può cominciare in ogni momento, l'abbiamo già risposto. Chi aveva completato, i test di autorizzazione sono solo, diciamo, per una conoscenza propria, ma non sono bloccanti. Per ottenere l'attestato, quindi l'attestato, il corso è gratuito, sì. Chi ha già frequentato non è opportuno, non ha necessità di poter, cioè non è necessario di farlo. Utilizzatelo come guida, lo potete consultare quando volete. È su MyPay 4, quindi tutte le informazioni sono su MyPay 4, quindi la versione nuova. Chi non ha completato il corso del 2021 lo può fare in qualunque momento. Se avete delle difficoltà di accesso, scrivete alla mail di supporto, che è questa, Agenda Digitale Unive, lo rimetto anche in chat. Adesso vi ricordo le 3 date, vi condivido questa è la presentazione. Allora, andiamo su qui. Ora, 3 date sono giovedì 10 novembre, 11-13, premesse introduzione. Ci faranno tutti i moduli previsti, quello che nel corso è scritto corso 1, sostanzialmente. Nell'incontro 2, che è dalle 11 alle 13 di giovedì 17 novembre, vedremo tutti i video previsti in quello che è il corso numero 2, MyPay. Nell'incontro di giovedì 24 novembre faremo tutto quello che è nel modulo di MyPivot. Voi potete partecipare a tutti e 3 ed evitare di fare le cose da soli. Potete partecipare a uno dei 3. In ogni caso, chi partecipa agli incontri si troverà quei video che avremo visti spuntati come eseguiti nella piattaforma e per cui faranno soltanto quello che vogliono.
Se uno vede giovedì, viene la prima volta e magari dice ma non è 2 ore per fare queste cose, preferisco farlo in un altro modo, proseguirà gli altri moduli in maniera autonoma quando vuole, anche magari a gennaio. Qualcuno ha chiesto ma se lo faccio a gennaio, facciamo anche a gennaio. Il nostro obiettivo è darvi la possibilità di fare tutto entro dicembre. Con questi 3 incontri di 2 ore ci arriverete sicuramente. Se invece lo fate in maniera autonoma, dipende dal vostro tempo, dalle vostre possibilità. Vorremmo migliorare l'attività di completamento del corso, il 40%, una percentuale bassina. Ci piacerebbe che chi frequenta arrivasse a conclusione del percorso. Il fatto di fare tutto a dicembre è perché avete anche il tutor a disposizione, quindi sulle difficoltà di navigazione, dubbi su come scaricare l'attestato, vi può dare supporto. Dopo quella data non avete più una persona dedicata, vi risponderemo comunque alle mail, però diciamo con maniera molto più rada, insomma, diciamo un po' più difficoltosa, ecco, invece così avete una persona. Allora, ora, tutti dovete iscrivervi alla piattaforma online, sia chi segue gli incontri che chi non li segue. Il presupposto iniziale è essere iscritti al corso online, perché tutte le attività vengono registrate dentro la piattaforma. Quindi una volta registrati potete usufruire del corso sicuramente fino a 31/12 del 2023, perché questi sono gli accordi che abbiamo fatto con Challenge School, ma ci hanno anche assicurato che il corso, finché è, diciamo, che ha una sua validità diciamo, di formazione, sarà messo a disposizione. Il corso è sempre usufruire in qualunque momento, quindi trovate in mezzo alla giornata, vi trovate che non vi ricordate più come si fa una determinata operazione, andate nel corso, vi guardate il video, il piccolo video di 4-5 minuti, ma forse alcuni sono anche di 3 minuti, e vi ricordate quel passaggio particolare senza leggervi il manuale, e così a video avete già i passaggi. Se non ci sono altre domande, io intanto vi ringrazio per tutti quelli che hanno partecipato. Ringrazio anche Edoardo, ringrazio a Giulia e Federica e Alice che ci hanno accompagnato. All'uscita dell'evento vi avrete un questionario di soddisfazione, per cui vi chiediamo di dare una risposta, saranno 2 o 3 domande semplici. Per partecipare alle 3 giornate credo che ci sono quelle domande che arrivano. Per partecipare alle 3 giornate vi mandiamo una mail di promemoria con link all'iscrizione e tutto, perché lo mandiamo a tutti gli iscritti al corso e solo a loro. Quindi vi iscrivete, riceverete l'invito a quella giornata. È una giornata facoltativa, chi vuole partecipare utilizzerà il modulo di Zoom, inserirà i nominativi di registrazione perché serve a noi per poter accertare che voi eravate presenti, e sulla base delle presenze di quegli incontri faremo poi un riversamento diciamo, delle attività sulla piattaforma online. Speriamo di essere stati chiari, quindi iscrivetevi tutti. Chi era già iscritto nel 2021 non deve iscriversi nuovamente, utilizza le credenziali precedenti. Se non si ricorda la password, utilizza il recupero e quindi vi verrà fornita la nuova password. Accederete a quel modulo e quindi vi troverete tutto quello che avevate a disposizione. Se vi manca un modulo, perché avete fatto solo il primo e il secondo, vi manca solo il terzo, vi manca MyPivot, venite alla giornata di MyPivot, state con noi 2 ore, al termine vi troverete tutte quelle attività svolte. Non è necessario farli tutti e 3 insieme o bastano uno degli altri. Vedo che tutti vi rispondo che sono stati chiari, quindi vi saluto tutti quanti, vi ringrazio della partecipazione. Ricordo che comunque se avete dubbi utilizzate
la mail che ho messo ancora in condivisione, agendadigitale.cfcs@unive.it, e chiedete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Vi sarà data risposta prontamente da parte di Edoardo. Grazie ancora a tutti, interrompo la condivisione così ci vediamo, e ancora grazie a Edoardo, Giulia, Federica e Alice che ci hanno Grazie. aiutati.